carnaval, consigo tutto diversão e todo mundo è apaixonado. È una notizia sensazionale. Pomeriggio dedicato all'indoor giovanile sabato 16 febbraio a Padova. L'impianto del Colbacchini si è trasformato in un formicaio straripante di allievi e cadetti che si sono misurati sui 60 metri piani ad ostacoli. È questa la prima lieta notizia. Circa 400 partecipanti che confermano la vivacità del vivaio veneto, sul quale le società assieme al comitato regionale lavorano con assiduità. C'è una buona crescita e che speriamo anche di migliorarla e quindi poter avere nel bacino di utenza dei giovani la possibilità di crescere come numero, che sicuramente sarebbe importantissimo per il nostro movimento, per l'atletica leggera del futuro, direi. La seconda bella notizia è che oltre ai numeri i talenti continuano a sbocciare. Un esempio? Categoria cadette, 60 piani, si chiama Ilaria Bettin, corre con la maglia del CUS Padova e visibilmente emozionata commenta così il suo 8,08, tempo eguagliato dalla sola Emma Girardello del Rodigium Team. Non me l'aspettavo neanche, sono tanto contenta, ero molto nervosa alla partenza, sapevo, però è andata bene dai. Quando sono partita non ho pensato più a niente, ho corso e basta, poi se io guardo ai lati mi agito ancora di più, quindi ho cercato di guardare dritta. È andata bene, dai. Ilaria è un bel talento, direi, salta anche in lungo molto bene, non è un tempo inaspettato, aveva già corso 8,08 anche 3 settimane fa. È una ragazza molto emotiva, quindi il rischio era quello di trovare una gara magari con molto agonismo e che si perdesse un po'. Non è partita al meglio, ma ha fatto una buona fase lanciata. Come qualità lei ha una reattività dei piedi fuori dal comune senza dubbio, quindi questo la aiuterà nei 100 metri come nel salto in lungo. Concentriamoci sulla velocità. Fra i cadetti è un altro padovano a fermare per primo il cronometro, Davide Massaro di Assindustria Sport Padova, punta dritto agli italiani di ottobre. Oggi ho fatto 7,42, scorsa gara 3 settimane fa mi pare, 7,38 a Udine. Posso reputarmi comunque felice perché è un tempo difficile, specialmente per questa categoria. Passando agli allievi, Giulio Bonotto di Atletica Vicentina sfiora per 4 centesimi il minimo per gli italiani indoor di Ancona. Il risultato è abbastanza soddisfacente, speravo di fare il minimo per andare a Ancona la settimana prossima, però insomma quest'ultimo mese mi sono impegnato negli allenamenti e abbiamo raggiunto un buon risultato. Dai. Vengo dall'Atletica Marostica, ora sono con l'Atletica Vicentina. Sono sempre stato velocista da quando ho iniziato a allenarmi in agonistica e mi è sempre piaciuto fare, ogni tanto ho fatto qualche gara di salto in lungo, ma la velocità è sempre la mia passione. A Padova si sono visti anche alcuni campioni d'Italia cadetti diventati ora allievi. Uno di loro è Andrea Triches, che sta assimilando al meglio le differenze date dal salto di categoria. Si fa sentire naturalmente, soprattutto per quanto riguarda gli ostacoli, perché le barriere sono più alte e le distanze si allungano, quindi cominciano a esserci dei problemi in quanto tenere la distanza, insomma. Per fortuna non ho avuto di questi problemi quest'anno perché già l'anno scorso ero abbastanza stretto nelle distanze, quindi sono stato abbastanza fortunato. Il mio solito problema è che su queste gare corte qui è sempre stata la partenza, che sono non molto lesto ad uscire dal blocco e quindi il tempo si appesantisce, però devo ritenermi soddisfatto per la prestazione odierna perché ho eguagliato il personale, quindi vuol dire che sto lavorando bene. Insomma. Fra gli altri da segnalare il 7,86 dell'allieva Beatrice Fiorese. Era la prima gara di sprint della sua stagione ed ha subito migliorato il suo personale di 15 centesimi.